Forse, ma forse, potrebbero offrirgli un mezzo e mezzo. Niente di più, niente sopralluogo, nessun inizio lavori. La Nardini rispedisce al mittente la richiesta fatta da Vardanega che voleva visionare l'edificio che dovrebbe, ma in questo caso usare il condizionale è quasi d'obbligo, essere utilizzato come spalla per il restauro del ponte. Questa volta la PEC è arrivata, eccola. La spedisce la stessa Nardini che scrive: il richiesto accesso della Nico Vardanega Costruzioni nei nostri locali, così come il prospettato intervento, viene da noi negato sia perché nessun rapporto diretto sussiste tra la sottoscritta società e detta impresa, sia perché non sussistono le condizioni per alcun accesso/intervento. Invitiamo quindi la Vardanega Costruzioni ad astenersi dall'assumere iniziative autonome nei confronti della nostra società, che intrattiene i suoi rapporti unicamente con l'amministrazione comunale nell'ambito e con i limiti delle previsioni dell'accordo con questa intercorso. Insomma, il clima resta incandescente e il restauro si allontana.